Benvenuti alla puntata del venerdì di Trieste in diretta, la puntata del venerdì, come sapete, dedicata di default ad argomenti che hanno a che fare con cultura e spettacolo. Nella seconda parte saremo in compagnia del maestro Massimo Belli, parleremo del 60° anniversario dell'Orchestra Ferruccio Busoni che verrà celebrato con un concerto, laddove nella prima parte parliamo dell'arrivo di Emilio, lo spettacolo della Compagnia dell'Armonia al Politeama Rossetti. Lo facciamo assieme a Paolo Dal Fovo, che dell'Armonia è il presidente, e poi di una certa Sabrina Censchi, che per Armonia è una passante probabilmente, nel senso passa davanti, la chiamano, la chiamano e le chiedono di fare l'organizzazione, l'ufficio stampa e tutto quanto. Allora, l'appuntamento è per martedì prossimo. No, il primo degli appuntamenti legato a Emilio è per il 20, dove avremo una prolusione al Museo Letz di Emilio. Okay. E invece l'appuntamento a Rossetti è venerdì 23 maggio, ore 20:30. Io non capisco perché questo mese, penso che capiti a parecchi di voi che confondono un po' le date sulla base. Io sono convinto, chissà perché, che il 23 maggio quest'anno caschi di martedì. Non è vero. Non so perché. No, e quindi mi sballa tutto. Ieri ho fatto gli auguri a una mia amica sapendo che la sua data di nascita era il 16, quindi oggi. Però gliel'ho fatti ieri perché pensavo che ieri fosse il 16. Primavera, uno va in tilt ogni tanto. Però si vede che sentivi che martedì ci sarebbe stato qualcosa. Infatti martedì 20 maggio alle ore 18 il Museo Letz Piazza Ortis, Museo Letz Letteratura Trieste, il Comune di Trieste, ospita questa prolusione allo spettacolo Emilio. Ci sarà il referente di Museo Letz, nonché curatore del Museo Svevo, Riccardo Cepac, che dialogherà con Riccardo Fortuna, che ha avuto l'idea di questa trasposizione da senilità di Italo Svevo, questo testo Emilio, appunto una trasposizione da senilità, e ci sarà Monica Parmigiani che con quella non dialoghi. Sì, dialogherà anche con lei. E poi ci saranno tutti gli attori per delle letture, delle proposte di momenti di teatro in leggio della commedia. Vorrei subito nominare, che poi magari ce ne dimentichiamo, visto che l'impegno è stato tanto per Emilio, perché l'abbiamo allestita comunque in un paio di mesi, e perciò Paolo Dal Fovo, Monica Parmigiani, Alessandra Privilegi, Renato Fragiacomo, Giuliano Zobeni, Perla Lanotte, Livio Soldini, e poi ci sono pure io. Dobbiamo sottolineare i costumi di Giulia Zuccheri, e il nostro rammentatore, quel certo Giorgio Dendi, che però probabilmente a Rossetti non c'è. Come? E guarda, ha da fare il giro per l'Italia. Dovrà andare a far conti. E l'allestimento tecnico è di Tullio Maran e in preproduzione di Giuliano Zobeni. Allora, perciò, ecco, cast completo. No, non è la prima volta che Armonia approda a Rossetti, in realtà, no? Perché ci già ha ospitato negli anni parecchie volte, per questo ringraziamo proprio anche il Teatro Stabile, nello specifico il presidente Gran Bassi, che ha accolto davvero dal primo giorno che abbiamo fatto questa richiesta, si è dato davvero da fare per ospitarci, ed era felice di farlo proprio per i 40 anni dell'Armonia. E il comune di Trieste per la coorganizzazione, e comunque importante, basilare per noi. Sì. E Banca Mediolanum anche in questo caso. Anche a loro arrivava il ringraziamento. Un aiuto importante a livello proprio di... Perché è proprio lo sponsor della serata. Sì. La serata è c'è il biglietto, ma un biglietto Armonia, non è un biglietto Rossetti, è un biglietto Armonia. Noi vogliamo veramente
e che tramite questo spettacolo tutti possano godere di una serata in un teatro così prestigioso, biglietto unico 12 euro, c'è la prevendita sia al Ticket Point, anche online, c'è la biglietteria Rossetti che ha accolto la nostra prevendita e anche online, e mi raccomando accorrete, anche perché questo spettacolo viene realizzato in occasione della chiusura, diciamo, del quarantennale dell'Armonia. E per noi è un momento importante, già i 30 anni di Armonia. Ecco, i 30 mi ricordavo. Li abbiamo no? festeggiati. Come avete portato quella volta? Radio Armonia. Radio Armonia era okay. un mix di cose, di musica, di canto e di recitazione, fatta da tutte le compagnie, in realtà eravamo tantissimi in scena. C'era la regia di Giuliano Zanier, Sì, poi abbiamo portato Era il tempo che infarava le galline, poi abbiamo portato Zozò e Mentina. E Mentina. Mi Vabbè, sembra, quindi, insomma, sì. Questa è la quinta volta quinta in E 10 anni. anche tutto poi, scusami, Atelier Sì. con gli Salieri del Totti. E anche Ora no Sì, Ora no tesoro, gli Salieri del Totti. Sì. Allora, il testo è andato in scena quando? Durante la stagione? E l'ultimo lavoro l'ultimo di lavoro, chiusura ecco. proprio praticamente ad aprile, Quindi prima di Pasqua. non l'avete nemmeno toccato, insomma, né rimaneggiato? Né No, rimane così com'era, quella lì. parte... Sarà rimaneggiata probabilmente in movimenti scenici, perché al Teatro Basaglia avevamo una specie di piattaforma davanti al palco costruita apposta che ci permetteva di scendere anche in mezzo al pubblico. Qui vedremo assieme a Riccardo Fortuna, che cura la regia, come affrontare i Rossetti, che è già un palcoscenico gigantesco. Sì. E probabilmente saranno rivedute dei movimenti, quindi... ma solamente nel movimento in realtà. No? Allora, dovete anche adattare comunque alla grandezza dello ma non credo palcoscenico, fondamentalmente rimarrà, perché le scene in realtà erano talmente minimali, 6 sedie e un tavolino, non c'era altro in scena. Quindi... Tutto gioco di luci, di profondità di luci, diventavano su vari piani, chiaramente. Di posizionamento di sedie. Esatto, le sedie venivano spostate, formavano una panchina, formavano l'appartamento, la casa di Emilio Brentani, formavano la casa di Angiolina, la birreria, il caffè e tutte queste situazioni. Dunque. Mi sarà curioso anche vedere questa ambientazione, insomma. So che ci sarai. So che ci sarai, ci hai promesso la presenza. No. Vengo, non c'è problema. Quanto dura? Un'ora e mezza, un'ora e 20, atto unico. Perfetto, questo allora ancora... Quello che ti piace. Ancora più volentieri. No, perché, i tempi giusti. Comincio un po' a risentire delle lunghezze. Poi volevamo dire un'altra cosa. In questi giorni è venuta a mancare una persona molto importante per il teatro regionale, teatro amatoriale regionale. È stato veramente una delle colonne della FITA regionale, ma anche a livello nazionale stimatissimo, Aldo Presot, attuale presidente della FITA Wilt. Siamo rimasti veramente orfani e ci sentiamo tutti più soli, perché era una forza della natura, una persona anche schiva, non piaceva a lui esibirsi, però da dietro le quinte, da dietro della sua scrivania veramente aiutava, spronava e salvaguardava tutto quello che è il nostro comparto. E perciò un ricordo verrà fatto a lui anche in occasione della serata del Rossetti e ci tenevamo così a omaggiarlo anche oggi qui. Assolutamente. Allora, immagino qui insomma latita un po' la presentazione di Trieste Estate, perché l'altro anno, credo che in questo periodo già i calendari c'è la conferenza stampa in questi prossimi giorni, prossima settimana. Adesso sì, è vero. Non vorrei sbagliare a memoria. Mi pare mercoledì, mi sembra mercoledì, mercoledì, se il 21, esatto, è il 21. Non dico niente, sì, mi pare che però sia mercoledì. Quindi vabbè, e lì sapremo anche come vi muovete anche voi dentro Trieste Estate. Abbiamo dentro Trieste Estate il Festival Aveninchi, nel giardino del Museo Sartorio, con 4 date, 4 appuntamenti a fine luglio,
senza dare le date, ma insomma siamo a fine luglio e avremo 2 compagnie triestine e 2 compagnie di grande prestigio che arrivano dal Veneto. Okay. E poi una parte del Festival Aveninchi si svolge a Duino Auresina, a Borgo San Mauro, a fine giugno. Perciò iniziamo a fine giugno e proseguiamo a fine luglio. Sì. Tra l'altro, penso che parlavo con voi l'altra volta, che bisogna anche sottolineare questo luogo bellissimo che è il giardino del Museo Sartorio, che si presta. Io ho visto l'altro anno un concerto omaggio ad Andrea Binetti, devo dire che è la prima volta che ci andavo, è bello perché è raccolto, però comunque consente anche la presenza di un pubblico piuttosto anche notevole, perché sia 200 persone. Sì, anche di più. Anche di più. Quindi insomma è anche quello un buon. Un'atmosfera molto particolare in questo giardino. Sì, devo dire la verità, retro, magica, proprio una bella atmosfera. Sì. Domani anche mia nipote si sposa Però, che bello, auguri. Domani. Viva gli sposi. Grande giornata, per dire la verità. Ecco, ci sono, secondo me, è un discorso che ogni tanto facciamo, ma che giova secondo me da rifare. Voi siete anche abituati, no, a far teatro in posti non concepiti come luoghi. Non molto agevoli spesso, sì. Possiamo dirlo. E delle volte anche non molto tutto agevoli. il contorno in realtà. Io non ho mai capito se in questa città, da questo punto di vista, è sfruttato tutto quello che si può sfruttare. Probabilmente no, ma le complicanze burocratiche che oggi vengono richieste sono davvero una montagna. Una montagna che è davvero difficile da affrontare. Lo sa molto bene Sabrina, perché lei si occupa chiaramente di tutta questa parte organizzativa, tutti i contatti con i vari uffici, varie cose, permessi, e ci confrontiamo spesso. Mi dice, cosa famo? Ma qual è questo? Ma qual è come dire, l'assurdità maggiore, adesso non so, che ti tocca affrontare? Per lo spettacolo all'aperto, non so. Già avere un progetto. Fare un progetto con un ingegnere che è certificato che lo firmi, perché il teatro è già strutturato, ma l'esterno non è strutturato per raccogliere persone. Anche il retro del Basaglia, che in realtà è un teatro all'aperto, a fianco al teatro chiuso, perché appunto, come ne abbiamo parlato più volte, si apre dietro e diventa il palcoscenico, ma non ci sono le sedie, non c'è niente. E dunque tutto il disegno delle sedie dove vanno posizionate, le piantane con i proiettori, la cabina di regia, le vie di fuga, deve essere certificata da un ingegnere, deve fare il disegno, presentarlo, chiaramente non gratuitamente. Questo è proprio, quella ero io. Proprio Emilio che Guarda, i costumi di Giulia Zuccheri sono qualcosa di veramente. No, tu sei riconoscibile, devo dire la verità. Sì. Però ho avuto tanta soddisfazione, perché fare l'anziana in quell'occasione, guarda, ho ricevuto dei complimenti che è anziana per sempre. No, veramente, mi è piaciuto tanto, una particina molto da soddisfazione. Vabbè, ma poi diciamo anche adesso non vorrei, le parti piccole in genere sono quelle più tremende. Ma non esistono grandi o piccole, esistono le belle parti. Questa è una bella parte, vero? Assolutamente. Io so che c'era un'attrice americana, adesso non c'è più, di cinema, che era il terrore di tutte quante di teatro e anche di cinema, più nota come attrice di teatro, era il terrore di tutti quanti i colleghi, perché era lei che venivano date in genere le piccole parti e erano quei ruoli che le consentivano di mangiarsi tutti quanti gli altri, cioè spariva, ai suoi confronti spariva gente come la Fonda, proprio perché, ed era un po', adesso non credo odiata, ma molto temuta, perché arriva lei. Questo è un lavoro veramente dove ognuno ha il suo peso, sia appunto le parti principali, quella di Paolo, Emilio, Angiolina, che Monica, Balli, Amalia, ma anche gli altri, è veramente un lavoro da vedere, proprio siamo molto contenti. Sì, ma ne parlate con convinzione. Si vede che non è
No. come dire, per obbligo o per cose. No, ma dicevamo... Invece il teatro all'aperto a Trieste, io mi ricordo tanti anni fa, un posto bellissimo, magico, che era l'Arco di Riccardo, dove erano quegli spettacoli c'era il Circolo Maritain. Sì, quelli che metteva sulla la sera Poletti. di Festa. La sera di Festa, sì. Avevano trovato dei luoghi... E poi dopo, anche sopra in Cittavecchia. Sì, anche davanti alla chiesa di San Giusto, avevo fatto io la sera di Festa, proprio davanti alla chiesa. È sagrato. Davanti al sagrato. Poi credo che anche là, per ragioni più burocratiche che altro, poi hanno dovuto concentrare in determinati posti, perché Perché bisogna garantire con le leggi che sono state fatte, per l'amor del cielo, sacrosante, però bisogna garantire alcuni standard di sicurezza. Non so, ti domandano quanti metri quadrati al locale e quanti metri quadrati sono riservati all'attività. Cioè, è un po'... Forse intendono il palco, le sedie, le cose? Boh, per non saperle leggere e scrivere, metto la stessa cifra, però ho capito. Adesso che mi ci fate pensare, proprio in uno di quegli appuntamenti con la sera del Dì di Festa, avevo scoperto che c'è una piccola sala teatrale, molto piccola devo dire la verità, in Viale Terza Armata. No, qual è la... Sì, e forse no, Viale Terza Armata, sopra la... Dove si scende? Sì, è una volta... La sede degli Istriani ha una sala... No, quella è via Franca. Sì. Questa è, credo, non mi ricordo mai perché confondo, è quella strada a senso unico in giù che porta come si chiama, in via Murat. La via dopo sotto che scende in largo Papa Giovanni? Sì, ma allora non mi ricordo se Viale Terza Armata o... scendendo verso la destra c'era, perché comunque parliamo di una trentina di anni fa, c'era una piccola sala teatrale, posto che quella sia Viale Terza Armata, perché non mi ricordo francamente, non vorrei sbagliare. Andremo a verificare. Andate a verificare, poi se è sempre il caso di conoscerla. Gli spettacoli all'aperto, al di là cioè mi rendo anche, persino io capisco che c'è una differenza fra farlo in sala e farlo all'aperto, eccetera, però si riesce a, mettiamola così, spostare tutto lo spettacolo all'aperto oppure bisogna lavorarci sopra perché magari i palcoscenici non sono certamente... Nel nostro caso riusciamo tranquillamente, senza problemi a portare tutto lo spettacolo paro paro. Chiaro, adattando in certi casi appunto alla grandezza dei palchi, però ce la facciamo. I nostri spettacoli ce la facciamo. Ma dovete comunque riprovare prima di un... facciamo sempre una sezione di prova di memoria qualche giorno prima per riprendere, perché la memoria c'è, quando la fai, poi passa un mese, 2 mesi fra gli appuntamenti invernali e quelli estivi. E lo rifate nel frattempo, tutto? Sì, tutto lo spettacolo? Sì. Ci sono vari metodi, o si prova proprio lo spettacolo con tutti i movimenti, oppure si può anche, stando seduti, ripetere a memoria, che è tanto più faticoso perché il movimento aiuta la memoria, no? Allora lì è il vero proprio esercizio di memoria, perché bisogna ricordare e concentrarsi sulla parola. E bisogna sempre fare una prova di memoria prima, a meno che uno non faccia più repliche una dietro l'altra e allora... In questo caso di Emilio, per venerdì abbiamo già la prossima settimana 3 prove in programma. Comunque? Sì, perché è un testo non semplice questo, e affrontiamo chiaramente un palcoscenico molto importante, ma molto grande in questo caso. Dovremmo cambiare delle cose, dei movimenti, dobbiamo essere molto preparati, perché sicuri.
è lei che mi ha distratto un attimo e adesso non mi ricordo vedi, potresti essere assunta da alcune persone che conosco visto che sì, ecco, parlavamo dei palchi all'aperto. No, parlavamo della memoria. Della memoria. Ecco, di nuovo. Mi ero appena ricordato subito. No, invece qual è i metodi che voi avete per imparare? Ma diciamo che il metodo classico è quello di provare assieme agli altri, poi vai a casa e inizi a ripeterti le cose. Ricordiamo che appunto essendo amatoriali noi durante il giorno siamo praticamente quasi tutti impegnati con il lavoro e ti ritagli le 2 ore e mezza di sera per fare le prove. Non hai tanto tempo a disposizione. Ma riscrivete il testo? Ma poi ognuno fa il suo... Qualcuno magari col copione si copre la sua parte, legge quelle degli altri e quando tocca a lui lo dice a memoria e prosegue. Io ho provato quest'anno, lo avevo fatto anni fa, a registrarmi invece. Mi sono registrato con il registratorino e spesso, volentieri, durante il giorno mi riascoltavo dei pezzi che magari ero meno sicuro. Mi è servito molto, devo dire la verità, risentire la mia voce. Ma coinvolgete mariti, mogli, figli, qualcuno eccetera, sì, io no. Nel dare le battute, eccetera, o poco? Io niente, proprio non... Guai, mi distrae. Poco, proprio, punto. State già preparando anche i titoli per la prossima stagione, immagino. Insomma, il tempo vola e... sì, tra l'altro si fa in tempo a fare i bilanci della stagione passata, che già incomincia. Diciamo che giugno sarà operativo proprio al massimo, abbiamo già le idee e perciò si comincerà a lavorare sulla grafica. Sulle date, ogni compagnia il periodo che sono... sì, perché il 14 giugno comincia Restate in Armonia al giardino all'aperto, al Teatrino Basaglia. Mi mancava un pezzo. Infatti, come in più qualche trasferta fuori Trieste estiva. Ma quello ve le fa far lei? Quello fa lei. No, ma abbiamo anche le compagnie che ci invitano, che ci chiamano. Qualcuno invita miratamente. Se poi la compagnia che non può andare lascia spazio a qualcun altro e poi invece abbiamo delle collaborazioni fisse anche col festival, grazie al Festival Aveninchi, dove c'è uno scambio di ospitalità talvolta e insomma si conoscono sempre nuove compagnie. E tra l'altro posso annunciare una cosa? Annunciamo? Annuncio perché mi fa particolarmente piacere questo annuncio. Doppiamente capirai perché. Allora, si sono svolte e chiuse ieri le fasi provinciali del Gran Premio FITA. Il Gran Premio FITA è un concorso interno tra le compagnie FITA, prima a livello provinciale, poi regionale, poi si svolge la rassegna nazionale, quest'anno a Lucca e il prossimo vedremo. E quindi vuol dire che c'è possibilità che venga qua, perché se no non avrebbe buttata così. Come regionale c'è sempre l'idea di fare le cose, non come Armonia, come regionale, perché io sono vicepresidente del comitato regionale della FITA. Non fa mancare niente, no? Sì, ma in questi è contenti che sarà. E mi occupo anche del comitato provinciale, vabbè. Allora, in tutto questo posso annunciare, perché ormai è una cosa che stiamo rendendo nota, che per la Trieste Gorizia, tra le 9 compagnie che si sono candidate, hanno passato il turno gli ex allievi del Toti con Tutto può succedere e la compagnia dell'Armonia con Emilio. Quindi insomma, sono doppiamente contento perché ci sono in Emilio e anche la regia di Tutto può succedere. Perciò poi cammin facendo sapremo in giornata anche chi è stato selezionato per la provincia di Pordenone e per la provincia di Udine e poi questi 6 spettacoli verranno valutati da una giuria regionale. Ecco, toglimi questo. Li valutano? Devono rivederli? Li hanno già... Come funziona? La giuria appositamente scelta andrà a vederli tutti e 6. Ma ecco, dal vivo?
Perché? Perché verranno replicati, già normalmente ci sono appuntamenti per tutti. Capito, ecco. cioè in occasione di questo... In più, esatto, ci sarà una replica in più. Quest'anno c'è l'idea, che non è ancora però definitiva, di creare una rassegna quest'estate itinerante in questo senso, dedicata proprio al Gran Premio FITA regionale, però è ancora un'idea. Nelle prossime settimane, già che non ci abbiamo cosa fare, si penserà pure a questo. Quando andate in ferie? Ferie? Sì, ci vado. Sì. Ci andiamo tutti. Ci andiamo. Andate, insomma. Riusciamo a... Se chiudi... Un po' in giugno, un po' in luglio. Sì. Ho capito. Sì. E poi ci sono gli smartphone, c'è internet, segui tutto da fuori, purtroppo devi seguire certe cose. Io dico sempre, qualsiasi cosa è meglio avvisarmi a monte, inutile, no? Con una telefonata risolvi. Si risolve. Rientri sul lavoro che hai una montagna. Per esempio, mi è venuto adesso capisco poi che dipende anche dalla disponibilità delle compagnie, dipende da tutto quanto, però per esempio ci sono alcune compagnie che postano su YouTube i propri spettacoli. Quelle di Napoli sono particolarmente come dire, brave in questo tipo di cose. Devo dire la verità che ci sono anche degli allestimenti molto ricchi, molto particolari, eccetera. Cos'è? È più conveniente magari per un bacino d'utenza come potrebbe essere quello di Napoli che è più ampio, e vasto. Perché devo essere sincero, non vedo in giro questo tipo di supporto per altre compagnie, ma parecchie compagnie campane, io che ogni tanto mi diverto, eccetera, trovi gli spettacoli, alcuni sono così molto scarni, eccetera. Ci sono, devo dire, parecchio ricchi come allestimenti. Noi abbiamo due compagnie che si dedicano abbastanza a questa attività, che è la Compagnia dei Giovani, è un canale YouTube, e anche Tutto fa Broadway. Perciò di loro si trovano delle cose, poi ci sono sempre i vincoli dei diritti d'autore che poi non si è ben capito. Allora, nel dubbio asteniamoci, sì, perché poi ci sono dei problemoni che non finiscono più. Però loro alcuni testi li hanno, sì. Poi sai cos'è? Io almeno per mia sensibilità molto lego questa cosa di mettere online, di fare le cose online di teatro a un brutto periodo. Perciò uscite, venite a teatro. No, c'è l'altra faccia della medaglia, mi permetto solo questo perché io ho visto che delle volte la gente poi ha voglia comunque di rivedere gli spettacoli, no? Perché il teatro è anche il luogo del qui ed ora e della non possibilità di ripetere, perché ogni spettacolo è diverso. C'è questo che io ogni tanto capto, oppure anche potrebbe essere pure l'esigenza, adesso non so, ho letto che ci sono dei bellissimi spettacoli a Siracusa, la stagione del dramma antico di Siracusa, e però quegli spettacoli là rimangono, non girano, non è che puoi trovarli durante l'inverno. E questo è senz'altro interessante. C'è sempre questa doppia lettura di questa opportunità. In questo caso potrebbe essere interessante per magari i triestini che vivono all'estero e gli australiani, ad esempio, no? Magari le famiglie che ancora... Noi alcune commedie vengono trasmesse, ad esempio, da Radio City Trieste, a degli orari, non sempre, ma in dei periodi, e perciò sul web, però non vengono caricate, lasciate lì, c'è l'appuntamento, e perciò guardando il palinsesto di Radio Nova Trieste, Radio City, Radio Nova Trieste non c'è più, Radio City Trieste web, TV web, lì si possono seguire alcune commedie dell'armonia. Penso che di questo argomento si potrà discutere per decenni senza arrivare ad una soluzione, insomma, perché laddove fino a qualche tempo fa, anche a livello nazionale ed internazionale,
nazionale in Italia no, però per esempio non so, in Gran Bretagna, in Francia, anche in Germania soprattutto, trovavi parecchia roba, poi di meno, adesso di nuovo di più, soprattutto opere, chissà perché. Per quanto riguarda opere liriche è molto più facile averle che non i testi di teatro, ma vabbè, insomma, questo. Ma anche sarà anche questione di diritti, probabilmente anche nelle varie lingue, traduzioni, sì, roba del certo. genere. Credo che c'è anche questo da... L'estate, giugno, porta il Bloomsday, adesso me ne sono ricordata, l'armonia non può mancare. E perciò tra le varie cose di quest'estate, me ne stavo dimenticando, c'è pure l'impegno sempre di Giuliano Zanier, che si occupa appunto di preparare questi spettacoli dall'Ulisse, sia saranno al Sartorio che le colazioni, perciò non c'entra niente con quello che so che mi stai guardando. No, però siccome nella testa pensavo cosa facciamo ancora quest'estate, No, ma poi parleremo anche di solito Cepak viene a parlare del Bloomsday. Glielo ricorderemo martedì quando saremo da lui e per la prolusione di Emilio. Glielo ricorderà la Parmigiani probabilmente, sì. Chissà in quali modi. Allora, povera Monica. Allora salutatemela, sicuramente. Anche perché guai se no. Dunque ricordatevi allora, martedì 20 maggio alle ore 18, Piazza Ortis. La prolusione. Sì. Invece lo spettacolo va in scena venerdì 23 maggio alle 20:30 al Politeama Rossetti. Io ringrazio Paolo Dal Fovo e Sabrina Censchi per essere stati con noi. Grazie buon lavoro. a te. Grazie mille. E ci vediamo alle 23 comunque. Sì. Comunque ci vediamo. Venerdì 23 ore 20:30 Rossetti. Dopo la pubblicità invece parliamo dei 60 anni del 60° anniversario dell'Orchestra Busoni. Allora, seconda parte di Trieste in diretta, abbiamo annunciato, è con noi il maestro Massimo Belli, che è il direttore artistico dell'Orchestra Busoni, che ringrazio per essere appunto tornato nei nostri studi. Ci sono 2 anniversari tondi, insomma, se così si può dire, tutti e 2 molto, molto importanti. Partiamo da quello anche più imminente, che è proprio il 60° anniversario dell'attività dell'Orchestra Busoni. Certo, l'Orchestra Busoni è stata fondata da mio padre nel 1965, mio padre Aldo, per cui appunto quest'anno festeggiamo il 60° anniversario di attività artistica. Per questo anniversario è previsto un concerto a Trieste il giorno 29 maggio, un giovedì, che faremo al Ridotto, nella sala del Ridotto del Teatro Verdi, la sala Victor de Sabata, appunto per festeggiare questo anniversario. Ci sarà naturalmente l'Orchestra Ferruccio Busoni, da me diretta, e avremo come ospite la violinista Laura Marzadori, che ricopre il ruolo di primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Laura intanto è una violinista straordinaria, ma è un'artista poliedrica. So ad esempio che ha appena scritto un libro che si intitola L'altra metà delle note, edito da Feltrinelli. È un artista che è stata al Festival di Sanremo insieme al rapper Lazza e alla cantante Emma. È molto attiva sui social e ha più di 140.000 followers. È giovane? Lei ha 35 anni, sì, è dell'89. Sì, è giovanissima, è una donna molto bella, che non guasta. E anche che non guasta. È una donna che ha molto fascino anche. Lei è anche una testimonial di diverse case di moda. Perché ama appunto fare da modella, essendo molto bella. Questo mi dà il destro per fare la domanda che avevo già in mente, ma 60 anni fa era, per tutta una serie di ragioni, impossibile, no? Pensare che il componente di un'orchestra come la Scala avesse un'attività al di fuori della Scala.
Sì, infatti credo che questa sua attività esterna all'orchestra forse si sia prestata anche a qualche critica da parte di qualche detrattore. Però adesso trovo assolutamente normalissimo, no? Anzi una cosa molto bella, che un artista spazi in vari campi. A me ricordavano una cosa leggermente diversa, come si dice, si parva licet, ma io ho fatto in tempo ad assistere ad un concerto di Frank Sinatra nel 1991. Che bello. Vabbè, quando era venuto a Milano? Era venuto a Milano, aveva una tournée, sì, credo forse anche in altre, io sono andato a vederlo comunque a Milano, e mi hanno detto che nei locali di Milano hanno fatto le ore piccole perché la maggior parte degli orchestrali di Sinatra poi andava nei piccoli locali a fare delle jam session assieme o con altri, eccetera. Quindi, insomma, poi è giusto anche che uno persino si diverta. Ecco, ah sì, assolutamente. E sempre su questo, allora questa invece era la domanda seria proprio che mi piaceva farle. E, appunto, 60 anni fa, quale terreno trovava l'orchestra Busoni quando è nata? Cioè era diverso, immagino? L'orchestra Busoni è nata in seno al teatro Giuseppe Verdi, perché mio padre era la prima viola del teatro Verdi e decise con altri suoi colleghi che ricoprivano il ruolo di prime parti dell'orchestra del teatro Verdi di fondare questa orchestra. Poi dopo c'erano naturalmente anche altri personaggi, non so, ad esempio i due violoncellisti erano il primo violoncello della Fenice e il primo violoncello della RAI di Milano, rispettivamente Roberto Repinisecco e Nereo Gasperini. E dopodiché mio padre appunto iniziò questa attività che si distinse non solo per l'interpretazione del repertorio barocco e del repertorio normale, diciamo, repertorio classico, ma anche perché mio padre fece tantissime registrazioni per la RAI di Trieste e per Radio Lubiana, arricchendo così l'archivio e presentando molte opere, moltissime opere anzi, in prima esecuzione di compositori contemporanei. Io naturalmente cerco anche di continuare questa sua attività. Ritornando appunto al concerto, noi festeggiamo ogni 5 anni questo anniversario, il 40esimo e il 45esimo avevamo invitato il mio maestro e il grande violinista Salvatore Accardo, poi per il 50esimo era venuto Domenico Nordio, e per il 55esimo Massimo Quarta, altro violinista vincitore del premio Paganini. E quest'anno appunto ho pensato bene di invitare Laura Marzadori, con cui l'orchestra Busoni ha un rapporto antico, perché Laura aveva vinto il concorso di Vittorio Veneto quando aveva 16 anni. E per cui noi abbiamo tuttora la convenzione e la collaborazione con questo concorso, che adesso è diventato internazionale, per cui avevo invitato Laura, che era venuta qui a Trieste, e l'avevo presentata all'interno delle mattinate al pubblico triestino, e avevamo fatto anche dei concerti in Istria. E poi l'avevo invitata nuovamente a suonare da sola, aveva fatto un recital bellissimo. E poi nel 2018 Amadeus aveva pubblicato un nostro CD contenente dei concerti di Tartini in prima registrazione mondiale, dedicandoci la copertina. Mi ricordo. Com'è? Mi ricordo di questa cosa. E lei c'era anche la violinista? Sì, assolutamente, sì, concerti per violino, 2 concerti per violino di Tartini con Laura Marzadori. Che programma proporrete? Allora, siccome ripeteremo questo concerto triestino, esportiamo a Milano, saremo a Milano il 1° giugno, all'interno di un progetto realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che intende esportare le eccellenze culturali
faremo un concerto a Palazzo Morando. A Palazzo Morando c'è un'esposizione di opere pittoriche di autori straordinari come Afro, Zigaina, Spazzal, Mascherini, Zigaina, Grom, Crali, tutti i maggiori esponenti, diciamo, dell'arte pittorica della nostra regione, per cui ho pensato un programma che abbia delle attinenze, delle connessioni culturali appunto con questi quadri, con le opere che sono esposte. Tenendo conto naturalmente anche delle esigenze della violinista e tenendo conto anche di presentare un programma ad un pubblico che piaccia, ad un pubblico piuttosto ampio, e tenendo anche conto che il programma deve comprendere delle opere che sono anche rappresentative della nostra regione. Per cui ho pensato, faremo con Laura Marzadori 3 brani, secondo me molto belli. Inizieremo con La Ciaccona di Vitali, che è un brano molto famoso. Vitali era un autore del Seicento italiano. Nella revisione di Renato Zanettovic, che è stato il mio insegnante, e la trascrizione per archi, visto che l'opera è originale per violino e basso continuo, nella realizzazione per archi del figlio Daniele Zanettovic. Poi passeremo alle melodie di Grieg, poi Laura sarà l'interprete di uno dei brani virtuosistici che fanno parte del grande repertorio del violinista. Mi riferisco all'introduzione "È rondò capriccioso" di Saint-Saëns, che è un brano bellissimo, virtuosistico, dove Laura sfoggerà tutte le sue qualità. E poi faremo un brano di Sibelius, poi faremo i 4 momenti per archi di Giulio Viozzi. Sono 4 momenti molto belli, molto particolari, che sembrano proprio delle opere descrittive, perché contengono delle diversità di colore che sembrano veramente un'opera pittorica. E poi chiuderemo, faremo il Nigum, sempre con Laura Marzadori, di Marco Sofianopoulos, che è un brano che abbiamo fatto tantissime volte per violino e archi, che si intitola appunto Nigum di solitudine e abbandono, che è stato scritto da Marco Sofianopoulos per un documentario sui deportati, un documentario prodotto dalla RAI. E chiuderemo naturalmente con un altro autore che ha molti riferimenti con Trieste, avendo avuto la mamma triestina, con Ferruccio Busoni. Di Ferruccio Busoni eseguiremo i canti finlandesi, nella trascrizione, opera originale per pianoforte a 4 mani, nella trascrizione che il maestro Sofianopoulos aveva dedicato proprio all'orchestra Ferruccio Busoni. È un programma anche ampio. È un programma ampio, un programma molto vario, appunto pensato tenendo conto di tutte queste mi tolga una curiosità. Prima parlavo anche con i nostri amici dell'armonia delle prove che si fanno, eccetera. Una compagine come l'orchestra Busoni, no? Sì. Ecco, per esempio, c'è l'appuntamento a Trieste il 29 di maggio, poi a Milano siete il primo di giugno. E io nel frattempo vado anche al Festival di Alba a dirigere un'altra orchestra, però perché parto subito il 30 maggio per non e farvi perché il 31 niente. dirigo la quinta di Beethoven e il triplo di Beethoven e dirigo l'orchestra filarmonica della Romania. Al Festival di Alba. Ma per esempio, non so, tra il 29 maggio e il 1 di giugno si riprova il concerto, parti del concerto, eccetera, oppure per certi versi non è prosa è un conto, musica è un'altra da questo punto di vista? Ma io direi, dunque, intanto l'Orchestra Busoni, noi come attività abbiamo un'attività piuttosto ampia, perché ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto circa una 50ina di concerti, per cui per una compagine come la nostra è un'attività piuttosto sostanziosa. Noi facciamo naturalmente delle prove prima del concerto, alcuni brani fanno parte del repertorio dell'orchestra, per cui i musicisti sono più o meno sempre quelli, abbiamo una rosa di nomi, logicamente non essendo un'orchestra stabile.
Ma dopo no, dopo noi appunto facciamo il concerto il 29, dopo ci troviamo direttamente a Milano, perché io arrivo da Alba appunto, e lì faremo naturalmente una prova generale, una bella prova anche per sentire l'acustica, Ecco, per perché una poi prova c'è anche questo, no? Immagino che ogni sala dobbiate in qualche modo rendervi conto di come funziona. Sì, assolutamente. Ogni sala, ad esempio a Palazzo Morando, se il tempo sarà bello, suoneremo nel cortile di questo palazzo che è meraviglioso, è bellissimo. E naturalmente lì all'aperto c'è tutta un'altra acustica rispetto ad una sala al chiuso. E per cui dobbiamo abituarci, diciamo, anche a questo, perché in base all'acustica cambia anche il modo di suonare. E questo qua non riesco a seguire, se devo essere sincero. Sì, praticamente se c'è un'acustica molto ridondante, molto generosa, diciamo, ad esempio, bisogna usare un'articolazione molto più articolata, molto più staccata, molto più, in modo che il suono, che le note arrivino alle orecchie degli ascoltatori in modo più chiaro. A differenza, se c'è un'acustica molto secca, bisogna stare attenti alla qualità del suono, bisogna stare attenti a non esagerare, ad esempio, con i forti, sono tutta una serie di accorgimenti. Il professionista lo comprende immediatamente. Sì, è un compito credo del direttore d'orchestra, è il direttore d'orchestra che sentendo appunto l'esecuzione delle prove in questi ambienti dopo dà delle indicazioni su come suonare. Io ogni tanto lo ricordo perché insomma, nella autobiografia di Laurence Olivier c'è un passaggio anche drammatico, per dire la verità, perché quando lui era stato incaricato di sovrintendere la costruzione dell'allora nuovo teatro di Chichester, si parla degli anni 60, e lui ad un certo punto pretese che il palcoscenico fosse allungato di 1 metro per consentire magari una maggiore vicinanza dell'attore con il pubblico in alcuni casi. E lui dice, nonostante non fossi sicuramente stato un novellino, eccetera, non avevo considerato che quel metro in più avrebbe distrutto l'acustica del teatro e disse, me ne resi drammaticamente conto pochi giorni prima della prima. E ora, appunto, il fatto che lo dicesse, che questo errore fosse stato in capo non all'ultimo arrivato che lavorava col microfono, ma in capo a Laurence Olivier, ti fa capire come delle volte si dia parecchio per scontato, ecco, insomma. Assolutamente. Nella costruzione, ad esempio, di sale nuove che si fa in Italia, non sempre purtroppo gli architetti tengono conto, gli ingegneri, gli architetti non tengono conto che una sala da concerto ha assolutamente bisogno di avere una buona acustica. Sì. Ma mi dicevano per esempio che, non so, che il Teatro Verdi di Gorizia, che è stato rimesso a posto in tempi relativamente recenti, credo sia una ventina d'anni fa, abbia un'ottima acustica anche perché c'è parecchio legno. Io sento sempre sta roba. Sicuramente il legno comunque sì, è un materiale che trasmette le onde sonore in un modo magnifico. Bisogna stare attenti perché anche tante volte, ad esempio, cambiando proprio l'allestimento, non so, le sedie, le tende di un teatro, bisogna stare molto attenti perché adesso con tutti questi materiali ignifughi bisogna stare attenti perché assorbono sì, certo. il suono in modo completamente diverso. È affascinante. No? Ma qual è poi dobbiamo passare anche all'altro anniversario. Diciamo così, parlando di acustica, che cos'è che incide di più? La forma, mettiamola così, che viene data ad una sala,
considerando che non è che puoi inventarti forme Certo. strane, o proprio i materiali che vengono utilizzati? Beh, direi tutto, direi tutto. Ad esempio i nostri teatri, i teatri che noi abbiamo in Italia, i grandi teatri, non sono molto adatti ad esempio per i concerti, perché nascono proprio come teatri d'opera. Per cui hanno dei palcoscenici molto profondi, hanno delle caratteristiche che sono state studiate e fatte appunto proprio per fare le opere, per cui non sono molto adatti. La sala da concerto, sia per le orchestre sia per la musica da camera, dovrebbe avere delle altre caratteristiche rispetto ad un teatro lirico. 25 anni, 25esima edizione delle mattinate musicali. Questo è più avanti comunque. Questo è più avanti perché le mattinate musicali, appunto 25esima edizione, sono nate da un'idea mia e del maestro Sofenopolo. Un'idea mia perché io ho ripreso praticamente un'idea di mio papà, perché mio padre Aldo appunto faceva i concerti la domenica mattina. Al ridotto? No, nell'auditorium. Esattamente, nell'auditorium. Che adesso purtroppo è in disuso. Beh, però poi quando tornerà sarà senza quelle poltroncine diaboliche con quel rumore. No, l'auditorium vicino alla questura. Sì, mi perdoni, io pensavo il Re Voltella. L'auditorium del Re Voltella. Sì. Il teatro, sì, quello poi si aprirebbe qui una discussione. Lasciamo perdere perché è veramente anche un po' dolorosa per certi aspetti. Certo, comunque ha ragione, perché anche il Museo Re Voltella, l'auditorium Marco Sofenopolo del Museo Re Voltella è adesso soggetto a lavori. Per cui noi partiremo sicuramente il 13 o 14 settembre, avremo come ospite il vincitore del concorso internazionale Ferruccio Busoni, con cui l'orchestra ha da molti anni, l'orchestra Busoni, una collaborazione, però ancora non sappiamo se riusciremo a farlo al Museo Re Voltella, speriamo di sì. Oppure dobbiamo cercare delle alternative che potrebbero essere la Sala Lutazzi, dove abbiamo fatto sì, ad esempio l'ultima edizione delle mattinate che abbiamo appena concluso da poco, l'abbiamo fatta quasi interamente, a parte il primo concerto fatto al Museo Re Voltella, l'abbiamo fatta nella Sala Lutazzi. Sala Lutazzi, che è una sala molto bella, una sala che ha una buona acustica, ma naturalmente noi siamo molto affezionati al Museo Re Voltella, perché le mattinate sono nate al Museo Re Voltella, certo. E diciamo abbiamo fatto tutti i concerti dell'orchestra Busoni sempre al Museo Re Voltella, per cui noi lo consideriamo un po' come la nostra sede storica. Tra l'altro chiedo alla regia se mi fate, siccome sono andati in tilt un po' gli orologi, se mi fate un segnale quando dobbiamo appropinquarci alla chiusura, perché ho perso un po' in conti, insomma. Ogni tanto succede in queste giornate un po' particolari. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che c'è una notevole attività anche di incisioni da parte dell'orchestra. Sì, l'orchestra Ferruccio Busoni ha una cospicua, direi, perché abbiamo superato i 30 CD. L'ultimo è stato qualche mese fa, appunto pubblicato per Amadeus, un CD registrato dal vivo proprio qui al Teatro Verdi a Trieste, con il Trio di Parma, con opere di Beethoven, con la prima sinfonia e il triplo concerto. Anche il concerto del 29 maggio comunque verrà registrato, per cui anche qui speriamo di avere un altro CD, un CD del 60esimo. Sarebbe. Allora, ricordiamo l'appuntamento di giovedì 29 maggio, non mi ricordo se l'ho chiesto l'ora, 20 e 30. Al ridotto del Verdi. Del Teatro Verdi. E poi dopo Milano 1° giugno per quanto riguarda poi le mattinate, ma qui lei torna. Sì. Nel frattempo poi quest'estate, il 24 giugno, partiremo con la terza edizione del Festival Emozione Lavoro,
la grande musica nei luoghi dell'archeologia industriale, poi avremo diversi concerti in regioni, in Italia, e poi quest'anno avremo il piacere di essere nella sala grande del Mozarteum a Salisburgo per 2 concerti. È il modo migliore per festeggiare anche i 60 assolutamente, anni. Grazie al maestro Belli per essere stato con noi, buon lavoro. E adesso chiudiamo e noi ci vediamo martedì della prossima settimana.